Foto e batterie? Sì, Dammi una rana. Più grossa, Non una rama intera! Cioè, spacca l'albero. Guarda che dopo te la devi tenere fino a stasera quella lì, non so se ti conviene, Che non la pianti in giro. Perché la devi tenere fino a stasera quella lì. Conviene prendere un po' più piccola. Basta questo. Fate conto che deve essere una cosa portatile, se no vi rimane, dovete rimanere con il ramo e il tronco. Io ce l'ho più piccoli di tutti, io ce l'ho più piccoli. Fermi qua, dove andate? Signori! Qui, si sta qui! questi qui perché hanno guarda, vieni con noi. Ciao Celeste. Ciao, secondo te? Io sono Pilati. Sono Pilati, fai tua. La vara sì. Ecco, adesso sono bella. Riccardo. Vai, altri. Ah, certo. Mette proprio in parole un po' quali. A Lauro. Vengono lì? Sì, e dici però che o lui o chi ha Dobbiamo dire. Sono arrivato, dove siete? Mi mettete freno. 10 minuti sto qua. 10 minuti. Sto qua adesso. 10 minuti, fai un'ora? Ti fai un'ora lì, no? No, 10 minuti di roba. Va bene, quando magari un po' più di allegria. Sì, dopo 10 minuti dopo mia roba sono fare tutti. Però corri, sto aiutando. Se no sono lì. Filippo? Se mi dai tempo 5 minuti li recupero. Professore di religione. Non so neanche. Giulia. Sei tu, è vero? Sì. Ah, cosa vuol dire di religione? Manca anche religione. Ah, siamo
durante la lettura del Vangelo, la parte in neretto vi chiede di intervenire voi con la vostra voce, così come poi faremo anche durante la lettura della Passione. D'accordo? Bene. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi giovani e ragazze, questa assemblea giovanile è il preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità già fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con la... Naturalmente saremo accompagnati anche dalla liturgia che ci aiuta a meditare questo evento dell'amore di Dio che si rivela in Cristo, che ama fino a dare la vita, ci insegna come si ama fino a donare noi stessi. Vogliamo però cominciare questa celebrazione con la benedizione degli ulivi, come si usa nella domenica. I giovani che sanno di avere un'intenzione della preghiera dei fedeli vengano, prendano la palma e vengano qui. Ne mancano 3. Eccoli, Dinara, Lucia c'è, Adria c'è, poi Castelmassa, Mattia, Rovigo, Borgesella, eccoci, benissimo. Bene, fatevi avanti. Grazie di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. E adesso invoco la benedizione sui rami di olivo che avete in mano. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esortanti il Cristo, nostro Re, Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò 2 dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte e subito, entrando in esso, troverete un asinello legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti però dissero loro: che cosa fate, sciogliete sopra? E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel cuore
imitiamo, fratelli e sorelle carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avviamoci per la celebrazione della Messa in pace. Amen. Osanna, figlio di David, Osanna, Redentor. Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria, lo adora il cielo e terra, eterno è il suo potere. Insieme. Osanna, figlio di David. Osanna, figlio di David. Osanna, Redentor. Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria, lo adora il cielo e terra, eterno è il suo potere. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, è il Re di Israele. Osanna nell'alto dei cieli. Insieme. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Claudia, ci portavo duramente. Poi trovate il canto di inizio, la pagina 8, vieni qui tra noi. Dopo dai. Settimio. Preghiamo. Insomma, avanti, aspetta. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modelli agli uomini di Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia.
Possiamo ascoltare il racconto della passione sedendoci per ascoltare il nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli Altari, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: durante la festa, perché non sia rivolta di nuovo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il leproso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il a voi il Tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrava. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, erano tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza, segnavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concorde. Alcuni si alzarono a testimoniare, ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziavano che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a vendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: e i servi lo a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato lo interrogò di nuovo ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose di nuovo, gridarono: crocifiggilo! Pilato diceva loro: che male hai fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo! Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro l'altro, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè lo
costrinsero a portare la sua croce un tale che passava. Un certo condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano via